Eccoci qui, buongiorno, benvenuti in diretta su Unica Radio. Li riconoscete questi due? Guardate, 1 e 2. Li andiamo a presentare tra pochissimo. Vi voglio lasciare un attimo un attimo di suspense. In realtà presentiamo questo disco oggi. Io li chiamo Sofia Trio, ma in realtà si chiama Sofia Trio. Sofia perché sono legato alla città di Sofia, poi magari dopo divagherò un po' anche su questo tema. Ecco qua, oggi andiamo a presentare questo disco. Sofia Trio, il titolo è Sofia Trio, il titolo è Sofia. Sono in compagnia di Mario Meloni, eccolo, è lui, e Luca De Riu, rispettivamente chitarra e percussioni, batteria del progetto. Manca però un elemento che vorrei foste voi a spiegarmi perché manca Fabrizio Fogagnolo. Manca Fabrizio Fogagnolo perché ha avuto degli impegni. Lui è di Milano e quindi una volta che arriva qui in Sardegna ha sempre diverse cose da fare e non è riuscito, suo malgrado, essere con noi, insomma. Voi siete a Cagliari per un motivo particolare, ossia questa sera vi esibirete in concerto al Vinvoglio. Esatto. Che cosa succede stasera? Stasera presentate il disco, ma immagino anche qualcos'altro. Allora, vabbè, siamo qui anche per te, insomma, per l'Unica Radio. Ma poi andiamo a parlare del disco, l'abbiamo detto all'inizio. Però siete anche a Cagliari perché appunto c'è un motivo importante. Chi appunto guarderà questa diretta stasera potrà anche venire al vostro concerto. Esattamente. Suoniamo al Vinvoglio Jazz Club di Cagliari, che penso conosciate tutti. Verso le 9:30-10. Sì, una cosa del genere. Niente, suoneremo il nostro repertorio del disco, più alcuni brani anche di Fabrizio, appunto, di Fabrizio Fogagnolo. E niente, spero che insomma potete accorriate numerosi. Esatto. Arrivate questa mattina da Nuoro, siete freschi di viaggio. Io da Nuoro. Da Nuoro e io da Vistano, sì. Questa tosse ci racconta qualcosa. Questa tosse racconta diverse cose. E serate perse, esatto. Ok. Giovedì eravamo a Sassari, cioè erano noi. A Sassari dovuto esserci pure io con Fabrizio, perché avevi la febbre l'ha ostacolato un po'. Sì, abbiamo avuto una presentazione, meno male abbiamo mantenuto l'impegno della presentazione in una libreria Dessi di Sassari, che ci ha ospitato, è stata molto gentile, ha ospitato la nostra presentazione, però purtroppo io non ci sono potuto essere proprio perché avevo l'influenza, insomma, sicuramente lui che c'è stato vi può dire. Non che adesso si sia ripreso del tutto. Contrabbasso e chitarra comunque funziona. No, ha funzionato, devo dire la verità. Quindi può diventare Sofia Duo. Sì, possiamo anche liberarci il batterista. Vabbè, in realtà la vera mente è qui. E Luca De Riu, il nostro batterista. Ti ringrazio. Vabbè, no, abbiamo comunque nel nostro progetto abbiamo comunque quasi equamente diviso le composizioni, quindi diciamo che è un progetto che dividiamo come composizioni con Mario. Però è chiaro che magari la spinta organizzativa, la mente organizzativa è soprattutto. Davvero? Sì. Come nasce? È quello che ci dà più sprint da tutti quanti. Come nasce l'idea di formare il Sofia Trio? Nasce... Ve l'hanno già fatta questa domanda sicuramente, però. Si parte da lì, certo. Si parte da là, dall'inizio, sì. Cioè noi nel 2015 abbiamo finalmente concretizzato questa idea che avevamo da tanto tempo, di creare un nostro repertorio, perché avevamo diversi brani in comune che ci piacevano nostri. Certo. Cercavamo le persone giuste per poter concretizzare queste nostre idee. Con Fabrizio siamo riusciti a concretizzare, è stata la persona più adatta per concretizzare questa cosa qua. Vi siete incontrati a Nuoro? Sì. Io e Luca in realtà ci conosciamo da tantissimi anni. Abbiamo già suonato assieme in altre formazioni precedentemente, quindi già ci conoscevamo come musicisti. Veniamo più o meno dallo stesso background musicale, ecco, quindi
Suonate non è da stato da difficile da tantissimo tempo. Sì. Poi, Solo che poi lui ha deciso di fare il medico. è così, mi è venuta questa insana idea di... Sì. Così, sì, È capitato. È capitato di fare il Sì, fare il voglio, medico. voglio raccontare a chi è con noi oggi che in realtà noi ci siamo sentiti già dalla scorsa estate, ci saremmo dovuti incontrare, poi vuoi per un motivo, vuoi per un altro, Sì, infatti. capitava che magari in un periodo io non ci fossi, oppure non poteva uno di loro, poi le distanze che... Io lo dico poi per gli amici che vengono dallo Stivale e dicono per voi che siete in una regione le distanze le fate tutte enormi. In realtà non è che ci sono distanze enormi, anche il fattore trasporti non è comodissimo, quindi magari uno se oggi non ha voglia di guidare, poi devo andare a Nuoro, come faccio? O faccio BlaBlaCar, oppure... Non è che ho tantissime soluzioni. Il treno non c'è. Il treno c'è fino a Oristano, poi arriva anche a Sassari, ma non semplicemente. comodo, Quindi è importante dire questo. Poi è successo che per un motivo o per un altro non potevamo presentare questo progetto finché poi a un certo punto ci siamo sentiti a dicembre e abbiamo fissato la data per oggi. Esatto. Quindi questa è una data tanto agognata, tanto sofferta, tanto attesa. però ci siamo arrivati. Nel mentre, che cosa è accaduto? Questo sempre per appunto diciamo descrivere il periodo che ci ha traghettati fino a qui. È successo che io mi sentivo con Mario telefonicamente, però è nata una specie... Cioè, un'amicizia telefonica. Abbiamo smesso di parlare di musica. Bellissimo. Cioè, abbiamo iniziato a parlare di tutt'altro. Abbiamo divagato E poi su quando ci altro. sentivamo, uè Mario, e allora come va? Quindi... E oggi ci siamo visti per la prima volta. Oggi siamo incontrati per la prima volta, ho incontrato vecchi amici. anche lui. Da vecchi amici, esatto. Siamo bevuti anche un caffè insieme. Sì, questo è molto simpatico, molto interessante. Però appunto la cosa bella è che poi nasce questa passione comune. Nuoro è una città che poi ha diciamo un fermento molto importante perché ospita sia i seminari musicali, oltre che appunto lì vicino c'è un festival importante che è il Calagonone Jazz Festival, proprio all'interno anche dei seminari c'è il festival, e poi ci sono tanti musicisti, citiamo su tutti Gavino Murgia che salutiamo. Ciao Gavino. Ringraziamo perché lui ci ha dato una mano in pre-produzione del disco, ci ha ospitato nel suo studio, abbiamo fatto i primi passi in studio grazie a lui. Grazie a lui, noi siamo riconoscenti. Posso dire una cosa a Gavino? Spettacolare! Vabbè, lui capirà. Però, appunto, stiamo parlando di Nuoro, ci sono anche i Menhir, però. Gli amici Menhir, Momac, King Aye. Vi salutiamo e vi aspettiamo, tornate a trovarci. Battista Giordano. Poi c'è anche Giuseppe Giordano che è l'organizzatore, la mente, una delle menti del Calagonone Jazz Festival, anche dell'associazione Intermezzo, che tante cose fanno nel territorio, quindi è importante un po' ricordare quello che accade in questa città. Ci perdonino quelli che stiamo dimenticando, in realtà non vogliamo dimenticare nessuno, stiamo andando molto a braccio in questo momento. E quindi che cosa succede? Che anche da questo fermento nasce l'idea di formare questo trio, che è un trio pianoless, quindi non c'è pianoforte, Esatto. c'è una abbondante sezione ritmica, esatto, infatti che anche nei brani si evince l'aspetto ritmico in mezzo alla quale esatto, è preponderante Mario di sopravvivere tra... A un certo punto contrabbasso e batteria ti mettono in minoranza, però poi lui riesce comunque a venire fuori e rimanere poi a galla. in una traccia avete anche utilizzato la voce di una bambina, di mia figlia, di sua figlia, Sofia. Esatto. Sofia. Adesso arriviamo a capire un po' tutto. Pensate che all'inizio io credevo si chiamasse Sofia Trio, quindi poi quando ci siamo sentiti da poco ho pure detto a Mario, pensa che sto partendo a Sofia. Che coincidenza! E lui sì, ok, però è Sofia. Non volevo smontarti, però... No, però me l'hai detto. Distrutto la poesia, però... Quindi Sofia nasce
come nome. Come nome anche. Il disco è dedicato a lei, fondamentalmente. Sì, diciamo di sì, E assolutamente. poi voi fate una citazione importante legata a Stefano Zenni. Chi me ne parla di questa scelta? In realtà sì, diciamo che il lavoro appunto Sofia è dedicato a mia figlia. Il nome del trio, che è Sofia, però ha anche l'eccezione greca del termine, no? Il significato, che è legato alla scienza, alla conoscenza, alla saggezza, e in qualche maniera dava giustizia ai nostri percorsi di studi, miei e di Mario, che vertevano sulle scienze, in realtà, perché anch'io ho fatto dei... Arriviamo anche lì, Esatto. ci arriviamo. Abbiamo studiato, io ho studiato scienze forestali, lui ha studiato medicina, ma anche Fabrizio, non bisogna guardarlo così, ha studiato filosofia. Sì, sì. Ha studiato No, ma noi non lo guardiamo male. Bisogna guardarlo così. Sì, lui ha studiato filosofia. Ciao Fabrizio. Quindi in qualche maniera volevamo rendere giustizia oltre che alle nostre conoscenze musicali, dare peso a quello che è stato il nostro trascorso di studi. Quindi racchiude più significati, quello del nostro background scientifico e chiaramente anche gli studi musicali che abbiamo fatto. Io e Fabrizio abbiamo fatto dei percorsi accademici, diciamo. Abbiamo fatto il conservatorio, io a Sassari, lui a Milano, invece lui ha fatto l'anti-accademico. Sì, per eccellenza. Sì, lui ha studiato principalmente per conto suo, però tutti e tre abbiamo avuto un altro punto d'incontro, che sono appunto i seminari di jazz di Nuoro, che abbiamo citato prima, che sono stati la base di partenza dei nostri studi jazzistici, in realtà. Tu l'hai dato l'esame di ortopedia? Ecco, sì. vi spiego. Lui in qualche modo, avendo studiato ortopedia, ha studiato la mano, quindi poi l'utilizzo della mano, che per un chitarrista la neurologia. La neurologia. Esatto. Quindi diciamo che a livello poi accademico un po' tutto si può avvicinare. Lui ha studiato come perfezionare l'utilizzo delle falangi sulla tastiera della chitarra. Il fatto che appunto abbiate dei percorsi diciamo che ti portano su diverse strade arriva anche dalla lettura dei titoli. Sì, esatto. A parte che si inizia con una Darius Illusion, che è appunto... Di cui della spiegazione Luca, ovviamente. Sì, che appunto... Io faccio una brevissima carrellata, poi andiamo a raccontare, però Darius Illusion già mi porta in questa illusione che vorrei capire di cosa si tratta, perché poi inizia molto percussiva, quindi ci sei tu che parli con le percussioni. Sì, sì. Poi si va su Escher, Ecco. e quindi stiamo parlando di un artista olandese, che faceva un grafico olandese. le costruzioni paradossali. Sì, quindi andatevelo a cercare, andate a vedere un po' quelle che sono le opere di Escher, che sono molto interessanti, però che tra l'altro sono molto amate dai fisici, dai matematici. Come vedi, vedi che tutto torna, che torna il significato, la stessa struttura armonica del brano. Però trovi anche Bootstrap, che Bootstrap, in realtà richiama il mondo della programmazione, richiama anche della fisica quantistica, quindi anche di una certa libertà in qualche modo. Sì, quindi ci sono tutti questi elementi. Cioè, non è mai semplice dare il titolo a un brano. Esatto. No. Però immagino che anche voi, cavolo, quando avete dato il titolo, cioè sulle rive del Trasimeno, quando uno poi deve analizzare il disco come me e prova a pensare alle rive del Trasimeno, si fa una carrellata sulle loro vite. Quindi io sono andato un po' a indagare, tipo CIA, e ho detto, ma qui di Umbro non c'è nessuno. Ho detto, cosa ci fa? O qualcuno si è fatto una passeggiata qualche volta, però sulle rive del Trasimeno pensi pure a Jeff Buckley. Io sono arrivato veramente a fare voli pindarici, finché poi che cosa è successo, Mario? Allora, è proprio sulle rive del Trasimeno che Freud, appunto, ha avuto una sorta di blocco, di blocco psichico,
insomma, nel suo, diciamo, percorso di elaborazione anche del complesso di Edipo. Fondamentalmente è un brano, è una composizione che rimanda un po' all'inconscio, ecco. Quindi agli abissi, ecco, dell'inconscio. Ecco, questo è il significato c'è pure Freud, del brano, ecco. Tant'è che l'ascolto ha una sorta di circolarità che riporta un po', no, al percorso di introspezione. Direi che andiamo ad ascoltarci, però Sofia, voi rimanete con noi perché nel frattempo continuiamo nel fuori onda, quindi voi rimanete con noi, però ricordatevi che siamo nel fuori onda, quindi non ascoltate quello che diciamo. Questa è Sofia. Avete campionato la voce di Sofia? Come? Io l'ho campionata io con un registratore, Uno Zoom? Che cos'è? un Tascam. E cosa dice esattamente? Ha un anno. Però lei adesso l'ascolta Adesso e lo Davvero? riproduce. E lei lo si riproduce. riconosce? Sì, E lei si lei me lo riconosce. chiede fisso. E lo riproduce. Fisso. Cioè, tu immagini come posso essere contento io di questa cosa qua. Cioè, l'ho composto per lei, questo brano. Ma è bellissimo. Lei dopo, adesso ha 3 anni, io l'ho composto quando mia moglie era incinta del 7° mese, infatti è un brano in 7 quarti. Praticamente ho composto il brano e poi ho detto mia figlia ci deve stare anche fisicamente nel mio brano, e quindi l'ho registrato, sentivo i suoi primi, cioè non diceva ancora parole, quindi i suoi suoni, proprio prima di andare a letto quella registrazione l'ho fatta. Perché c'è un periodo nella prima fase che si chiama l'allazione, però mi sa che siamo già oltre, perché l'allazione è quando provano ad articolare. C'è qualcuno esperto, qualcuna esperta, correggetemi se sbaglio, però dovrebbe essere così, perché qualche volta mi è capitato anche di affrontare questi argomenti tematiche. e ci sono arrivato. Sì, devi essere un po' pronto a tutto. Poi se sei curioso purtroppo sei condannato. La curiosità non manca, mi sembra. La curiosità ti Non ti condanna. manca. La curiosità è un monito di intelligenza. Esatto. Grazie, mi hanno fatto un complimento. Vero. Però mi ha ricordato poi un lavoro che ha fatto Paolo Fresu nell'album, adesso mi ricordo, ci lavoro un attimo, però se non sbaglio in Alma, se non sbaglio, c'è un brano che si intitola Rimanere grande. Rimanere grande, che cosa ha fatto Paolo? Credo abbia registrato, che salutiamo se avrà modo di guardarci. Quindi salutiamo anche Paolo Fresu. Però Paolo, sto parlando appunto del brano Rimanere grande, nel quale appunto è stato registrato Andrea, il figlio. Credo l'abbia registrato una telefonata. Appunto il bambino esprime questo concetto e dice rimanere grande, che è bellissimo in realtà. Ed è ti fa pensare a tante cose, ti fa pensare, non so se qualcuno di voi o anche voi avete visto l'ultimo film della Disney, Coco. No, Purtroppo no. Tu Io sono fermo a Frozen. Sei fermo a Frozen. Frozen qualche giorno. Quindi, Sì, poi guarda, questi giorni era anche malato. quindi Frozen. tu dici Frozen, lui pensa a crioterapia immediatamente. Sì. Ero già pronto per... Visto che qui siamo tra menti. Stiamo già procedendo Sì. con l'intervento. Però appunto lì in qualche modo i morti, si ritorna nel regno dei morti, è bellissimo, è un film molto bello, legato poi alla cultura messicana dei morti. I morti rimangono in qualche modo, diciamo, torniamo anche a Frozen, ma frisati, congelati in quello stato nel quale erano da adulti, quindi sono rimasti grandi. Ed è bellissimo come concetto. Scrive Andrea Mocci, Stockhausen Contacte. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Ti salutiamo. Lo conosciamo Andrea. Lo conosciamo bene. Ciao Andrea. Però adesso come al solito qui si divaga, cioè, tipo con Davide Pirodda l'altro giorno siamo arrivati a parlare di dieta, di documenta. Davide spazia. Ciao Davide, Ciao, salutiamo pure te. Però appunto torniamo al tipo di lavoro che è stato fatto poi, quindi dopo questo volo, al lavoro quindi di campionato
campionare il proprio figlio, la propria figlia, e di metterla, di dentro. congelarla in qualche Sì, modo. Torniamo esatto. a Frozen, all'interno di un disco. Quindi quando lei occhio che sì, tiriamo sì. occhio. Però appunto lei si riascolterà sempre da bambina, è una cosa bellissima. Ma è bellissimo, sì, bellissimo. perché ripeto, lei me lo chiede tantissimo. Ma lei lo sa che il disco si intitola Sofia? Certo, Certo, che lo sa, sì, conosce i nomi di tutti i componenti. Conosce ormai anche le melodie. Sì, le melodie le perfettamente, canta sì, la sì. melodia. Wow. Sì, sì. Canta, cioè, Eh. ripropone la sua voce quando la sente. Quando la sente, Quindi sì, riesce a riproporre Sì, sì, la sì. sua voce, è una cosa È vero. bellissima, tu immagini, per un padre. Per un padre è batterista, tra l'altro. Esatto, tra- figurati. Ma Cioè- è un po'. Le piacciono le percussioni o è orientata verso altri Ma strumenti? a 3 anni spazia un po' È libera, Ovviamente ha la libera. batteria giocata. La batteria giocata ce l'ha ovviamente. Immancabile. Una mini Gretsch, che cosa Che sarebbe molto costoso. Anche la mini sarebbe Sì, costosa, quindi. Sono rimasto su una Dixon. Ok. Però appunto è comunque una bella scelta, in realtà va a completare secondo me il lavoro, perché poi quando, non a caso è la penultima traccia, Esatto. quindi tu fai il percorso, poi c'è anche Pino Pino, mi dovete spiegare. Anche quello. Cioè, ci sono titoli, dei richiami Per capirlo bisogna sul capire mio passato. Esatto, il suo passato. c'è anche scientifico. un momento in cui finalmente Mario dice solo Deo e suona. No, in realtà lo dice Luca. Ah, solo solo lui. tu lo dici. È lui solito. Anche Però quello- tu fai, c'è un bel lavoro di chitarra anche lì. Sì, Beh, perché sì. diciamo l'affetto che porta Quindi è per, tuo per il Luca. brano, solo Sì, Deo. mio, Ah, No, però ok. il brano è una sua Ve li composizione. siete equamente spartiti Non è i stato brani? un caso. O è nato... Sì, No, sì, cioè, sì. vabbè, ne ho uno in più io, se vogliamo. Esatto, proprio. uno in più però, Luca. però in realtà è nato. Ma è nato così, nel senso alla fine. Scusa un attimo, nel mentre è terminata Sofia, noi nella Fuori Onda abbiamo parlato di Sofia, quindi magari riguardatevi questo video poi per chi ci ascolterà tramite radio, appunto per capire qual è, che cosa è successo, che esperimento è stato fatto. Puoi riprendere Sì. Mario, scusa se ti interrompo. No, tranquillo. No, è nato così. Intanto, appunto, come abbiamo già detto, partiamo da più o meno lo stesso background, gli stessi ascolti, e più o meno anche gli stessi musicisti come punti Sì. di riferimento. Ecco, questo è un percorso. E poi niente, abbiamo avuto una vena creativa, compositiva e reciprocamente insomma ci siamo mandati diciamo, i nostri Sì, brani, sì, le nostre idee che sono diciamo, piaciute e quindi niente, Abbiamo alla trascritto fine tutto. abbiamo trascritto e niente, poi abbiamo deciso proprio di concretizzare, di mettere su album le nostre idee. Fabrizio è arrivato a Fagiolo, Sì, sì. l'abbiamo subito, come dire, Come portato dire, dalla nostra. dalla nostra parte appena abbiamo saputo. Lui è della rimasto sua- entusiasta insomma, dalla tipologia delle composizioni e da lì è nato tutto. Insomma. Ecco, questo Avete è- trovato l'etichetta poi 12 Lune che ha accolto questo progetto, com'è, Sì. com'è nato poi questo contatto, come siete entrati in questa scuderia? Ma in realtà è stato molto semplice, abbiamo mandato il materiale audio e loro hanno accolto a braccia aperte il nostro lavoro. Noi abbiamo chiaramente mandato a diverse etichette questo lavoro, però chiaramente come ci ha risposto la 12 Lune, noi siamo corsi da loro, insomma sicuramente un'etichetta grossa, presente da tanti anni, pubblica grandi nomi. E poi è Quindi, capillarmente inserita in Esatto. tanti circuiti. No, Questo no, E no, poi non sembra so comunque il nostro distribuzione. primo Oggi è prodotto, molto primo disco, ci importante. sembrava anche, come dire, Sì, cioè è stato un onore, nel senso Esatto. che ci hanno chiesto di pubblicare il nostro lavoro e quindi per noi è stato un onore perché, ripeto, è sicuramente è attiva dal 1995 questa etichetta ed è una delle più grosse in Italia, quindi Non siete gli unici sardi che hanno pubblicato per 12 Lune. no, ce ne No, sono sono diversi. tanti C'è un altro progetti. nuorese che è stato pubblicato, che è Esatto. Angelo Lazzari, Angelo Lazzari. dalla 12 Lune, che salutiamo. Sì, Salutiamo. facciamo rivedere Ciao, il Angelo. disco Sofia del Sofia Trio. Questa immagine di copertina ce la raccontate un po', perché il libro che
che è in movimento, però è un'immagine di un libro sfogliato che si sfoglia. Questo racconta tanto di voi. Sì, esatto, che ci vede sui libri per aumentare la conoscenza, per essere capaci ed essere consapevoli di quello che si fa. C'è un'altra foto, questa è sul retro, dove ci siete voi, immagino in una strada di Nuoro. No, Dove siamo? in realtà no. Ah, siete a Cagliari, siete in tra Castello qui. Esatto, sì, Esatto. zona Castello. Sì. Zona Castello, ma queste sono le altezze vere o è la prospettiva? È un po' la prospettiva. Io penso che sia la Vabbè, lui è un po' più prospettiva, alto di io noi. sono comunque più alto, ma è la prospettiva. Quindi Fabrizio rimane... Fabrizio rimane un po' sacrificato. È alto, io me lo Sì, ricordo Fabrizio è Fabrizio. alto più o meno. Sì, ma da lì insomma Sembra è una prospettiva un po' più sfavorevole. basso. Esatto. Fabrizio è Esatto. la prospettiva. Era per aumentare l'identificazione con il popolo sardo. Chi ha fatto questa foto di copertina? Allora, questa ce l'ha proposta l'etichetta stessa, Sì, sono- che è stata particolarmente sensibile, cioè Sì. loro hanno visto il nostro lavoro, È un hanno po' la loro capito, politica questa. loro ci hanno proposto questa immagine, a noi è piaciuta, perché in effetti hanno colto con un'immagine l'essenza del nostro lavoro in realtà, cioè i nostri concetti sono racchiusi in questa immagine di un libro che viene sfogliato e viene letto per imparare, no? Quindi Sì, molto, insomma, molto carina come scelta, mi è piaciuta particolarmente, anche la grafica è stata curata. Sì, molto curata Sì, la bene. nei loro. dettagli. Ricordiamo insomma qualche informazione anche relativa appunto a chi ha lavorato dietro questo disco, chi c'è. Certo. Allora, come abbiamo Partiamo detto dallo studio? dallo studio, come abbiamo detto prima, siamo partiti in pre-produzione nello studio di Gavino, Esatto. Murgia. Poi siamo andati a registrare a Casagliana Studio Sì. di Raffaele Musio. Da là poi Sì, abbiamo fatto il missaggio sempre con Raffaele Musio. Sì. Poi niente, abbiamo mandato il lavoro, come stavo dicendo, alla 12 Lune. Dobbiamo sicuramente ringraziare la fotografa, sì. Giovanna Porcu, mia cugina. Ciao Giovanna. Ciao Un grande Giovanna. ringraziamento va a Giovanna, che Sono tutte foto sue, lei queste qua. è una fotografa per passione, ma indubbiamente ha insomma, delle doti diciamo, notevoli. Insomma, un livello sicuramente Qua professionale. c'è anche dietro Esatto, appunto la zona che ospita il disco, che ci sono i riflessi. C'è proprio sono 3 foto affiancate che ci fanno vedere i musicisti all'opera. E E quindi- poi ci siete voi, cioè, insomma, Sì. veramente vi ha fatto dei ritratti Sì, che qui assolutamente. non riesco. Ce n'è anche uno Poi- interessante che vi ritrae in realtà di spalle. Sì, Lo facciamo vedere. sì. contrapposto alla foto. Contrapposto alla foto in realtà d'ingresso dove siamo. Vediamo, e in questo caso Fabrizio Fogagnolo è più alto di voi. Quindi abbiamo reso Esatto, appunto giustizia. a Fabrizio. Quindi grazie a questa Esatto, foto quindi- abbiamo scoperto questo Esatto. ulteriore elemento che era importante. Ricordiamo Sì, anche che la una foto di cosa- copertina, subito, ti do spazio subito, che però la foto di copertina della quale parlavamo è di Yogesh Donde. Qua c'è scritto e qua noi lo diciamo Sì, perché sì. magari ci guarderà, Certo. se gli capiterà. Sì, certo. Prego, Luca. Sì, perché stiamo parlando della Sì. costruzione del nostro album, insomma, di chi dobbiamo ringraziare. Non va dimenticato Battista Giordano, il fondamentale. Che ha suonato, Assolutamente. tra Sì. l'altro, in una Nell'ultimo traccia, brano, nel l'ultima traccia, Lago sulle rive del Trasimeno. Trasimeno. Sulle rive del Sulle Trasimeno. rive del Trasimeno, Io esatto. penso al Lago Trasimeno. quindi- Sì, Beh, sì, sì, perché- lui E tra l'altro Battista è stato veramente importante anche Sì. perché vi ha dato una Sì, grossa mano, ci ha dato anche una grossa mano, è stato nel lavoro un- in studio, vi ha dato tanti consigli. Beh, soprattutto consigli. Lui ci ha È dato stato un mentore. Ciao, Battista! Ciao Battista, grande. mitico. Sì, lui È un saggio, È Battista. stata una grande guida. Quante sì. chiacchierate Sì, con esatto, Battista sì. in riva al mare a Maestro. scrutare l'orizzonte. Battista Sì. anche però dopo pranzo
con qualche vinello. Ma sì, Cioè, poi è un grande amante, un grande cultore anche culinario. Assolutamente. Sì, E sì, non sì. solo, non solo, anche beh. lui è un saggio, quindi Lui è un saggio, ritorniamo a Sofia. Sì, quindi- esatto. Sì, vedi, tutto tutto torna alla sua tutto grande torna. conoscenza nella musica. Sì, nella musica, spazia in. No, è stato per noi incredibile. indubbiamente un onore Lavorare con lui e avere Guarda, il suo appoggio. Ecco. Ti posso dire anche Assolutamente. come dire, delle pillole, delle curiosità, nel senso, quando abbiamo registrato il brano, giusto per capire anche l'abnegazione verso la musica, verso l'impegno di Battista, cosa è successo? Ti ricordi? Era gennaio. Era gennaio e c'era parecchio freddo e Battista stava male. Sì, stava esatto. male, aveva un'influenza, raffreddore e praticamente era privo di forze, però lui è venuto lo stesso, ha registrato, è stato un grande, e vi posso dire anche, se ascoltate la traccia, esatto. si sente il suo respiro affannoso. Ascoltate attentamente la traccia. che abbiamo volutamente lasciato Ah. perché sì, dava un non so che dire. Sì, affannoso perché era completamente tappato, sotto antibiotico, però lui ha suonato e questa cosa si sente. Però era quindi più spontaneo, Quindi autentico. è un disco che in qualche modo racchiude anche dei piccoli audiodocumentari. Cioè, Sì, assolutamente. esatto, vedi. Quindi al suo interno ha diverse È una cartella caratteristiche. clinica. Qui ci scrive Gianluca Soggiu De Lussu e scrive: questi li conosco, ma i Bettesmacco quando li fate? Ai Bettesmacco quando fate un'intervista? Chi sono i Bettesmacco? È un gruppo di nuovo, Ah, super ok. rockettari, sono forti. E noi vi invitiamo, quando passate per Cagliari fateci sapere. Gente in gamba che sicuramente. Bettesmacco, proviamo a tradurlo, significa grande smacco, nel senso Sì. grande, qui a Cagliari sarebbe a frontuleggio, Sì, più o meno. più o meno. Cioè, Sì. Bettesmacco. Penso di sì, poi loro ti diranno Sì, sicuramente sì, sì. meglio Ah, di noi, però non Ci vogliamo- sto provando, sì, sto sì. provando. Gianluca lo salutiamo perché lui sì, è una persona molto in gamba, tra l'altro è il regista di Telesardegna, che anche lui ci ha dato una mano, insomma. Importante, sì. Perché per esempio ha ripreso la nostra performance al debutto, insomma, nel concerto Sì. di debutto il 19 luglio all'Exme, quindi ringraziamo Sì. sì, sicuramente anche Gianluca. Sì, che riscontri avete avuto da questo disco? Però ne parliamo a brevissimo, perché prima voglio mandare un altro brano. Direi che partiamo con questa Derius Illusion, o meglio, come secondo brano andiamo su questa Derius Illusion, noi rimaniamo nel fuori onda. Una cosa mi interessa capire anche, com'è la scena nuorese in questo momento, come la valutate? Sempre C'è qualche attiva. nome che ci potete segnalare? Siamo sul fuori onda, ma qui ci vedono. Sì. Ma ce ne sono, sì, vedi, ci sono questi ragazzi, sì, Battismacco, però Sì. ci sono diversi generi, diversi gruppi che secondo me sono di buon livello. Sicuramente gli amici di tempi di Chris, i nostri amici. Sì, Tempi di sì, Chris. sì. Matteo Cara, Paolo Su, che salutiamo. Raffaele Mele. Mauro Dore, con cui abbiamo suonato tanto Sì, tempo. hanno fatto un gran disco. Sì, grande disco. grande disco. Sì. Poi Li conosciamo bene, insomma. Sì, ci sono, adesso ci sono dei ragazzi molto in gamba che fanno del metal interessante, che sono Awake for Day. Come vedete, cioè, ci sono tantissimi generi musicali, chiaramente abbiamo detto Momac e Cioè, Menino. Nuoro è fervente, Sì, è bella vitale. sì, Beh, sì, culturalmente lo è sempre stata. Sì. Però- Assolutamente, ma e poi è come dire poliglotta, si parlano diverse È vero. lingue d'arte, diciamo, dalla pittura, ci sono molti pittori, molti Scrittori, writers attuali, intendo dire. Da poco hanno fatto anche un murales, non so se chiamarlo così, una raffigurazione del giorno del giudizio in Valle sì? Sardegna, Ah, sì. da un gruppo di ragazzi che io ricordo da giovani erano dei writers, poi sono cresciuti e Sono cresciuti artisticamente, si insomma. sono Sì. evolute anche loro e hanno, insomma,
hanno creato un loro percorso. Diciamo che anche i Menhir hanno fatto un grande lavoro, Sì, perché sì, hanno sì, permesso a tanti ragazzi anche di crederci, quindi di trovare dei punti di riferimento. Sì. Anch'io abbiamo praticamente mosso i passi insieme, anche insieme a Monac. È vero. Noi abbiamo registrato un brano insieme. Correva l'anno? Correva l'anno 1997 forse. Abbiamo registrato un brano che allora si chiamavano SMP. C'era lui. E qui è un po' tipo Rai Storia. È un dinosauro. È un dinosauro. Cosa ci credi? Aspettate che imposto il video in bianco e nero. No, non posso. Esatto. Però sarebbe bello poterlo fare. Ma a in quel seconda disco dei c'era momenti. anche Battista Giordano, era una specie di all star nuorese, c'era un sacco di nomi, c'erano veramente tante cose, ma e questo denota come comunque sia Nuoro c'è stato sempre un grosso fermento. Mi viene da dire che magari molti di noi non sono riusciti a concretizzare molto il talento. Ci sono tanti altri ragazzi che ormai sono diventati adulti, che con grosso talento, che però poi magari o per una maniera o per l'altra hanno perso energia e o sono andati fuori e non sono più tornati, oppure non hanno concluso degnamente, come dire, un percorso. Sì. Quindi questo, diciamo, è un po' una cosa che ho letto negli anni. Perché anche, ovviamente le opportunità sono anche limitate, ecco, a prescindere dai flussi creativi dei singoli individui. Ecco. Nel senso, Abbiamo ascoltato The Reus Illusion, però noi nel frattempo abbiamo ascoltato i racconti di Luca De Riu, quindi chi poi avrà visto il video li ha potuti ascoltare, chi ci sta ascoltando attraverso la radio non li ha potuti ascoltare, però si è ascoltato degli altri, diciamo, i discorsi a livello musicale, ritmico. Tu sei molto ritmico nella vita. Sì. sì, Perché posso confermare. prima passeggiavamo per il corridoio dell'università, stavamo andando a prenderci un banalissimo caffè. A un certo punto in un'aula c'era una lezione nella quale stavano... Percussiva. Sì, una lezione particolarmente percussiva. Ci giriamo, Luca non c'era L'abbiamo più. perso. Si è fermato davanti alla porta e ha iniziato... Esatto. Si è affacciato. E quindi per quello ti chiedo, in realtà le percussioni ti accompagnano in ogni momento della tua giornata? Assolutamente. Cioè anche al volante, tamburelli un po'? Ma più che tamburellare è un discorso di organizzazione di vita, deve avere il tempo, tutto deve avere il tempo giusto, tutto quello Per che quello fai c'è una durante traccia che si chiama Clock. Sì, che per sua, È sua, però. Bellissimo. Tant'è che l'ho dedicata a lui. Vedi, vai tranquillo, vedi, ci sono un sacco di legami in questo disco. È importante il ritmo di vita che tu ti imponi durante la giornata, è fondamentale per me, perché ti riesce a fare le cose in maniera corretta, diciamo. Avendo, come abbiamo detto, una vita parecchio impegnata, cioè tra famiglia, lavoro, perché comunque insegno anche, fortunatamente adesso, ora insegno musica, insegno batteria alla scuola civica di Nuoro. Quindi hai a che fare anche con i più giovani? Sì, i più giovani e i più grandi. Come cioè. sono i bambini? Che approccio, cioè come ti comporti per far amar loro la musica? Oggi diciamo che i bambini secondo me vivono in un momento, qui ci scrive Jacopo Careddu, ciao belli, ciao Jacopo. Ciao Jacopo, grande. Lui è un collega, un altro collega. Stiamo parlando, Jacopo, se ti fossi collegato in questo momento, della scuola civica. Della scuola civica, tu sei un collega della scuola civica, quindi se vuoi... Ah no, aspetta, no, abbiamo un collega? no. Jacopo, ho sbagliato. Lo conosco io. Vabbè, Jacopo, tu fai finta di partecipa se vuoi. Ci penso io a spiegargli chi sei. Ok, chi è Scusa, Jacopo? no, ma ho preso adesso. È un grande batterista, Jacopo. Jacopo, allora di Sassari. tu se Di vuoi Sassari, sì. intervieni, sei a Sassari, è bello che tu possa essere con noi siamo a Cagliari, vedi, Facebook unisce, siamo in diretta come dice Fiorello dagli studi Facebook, però stiamo parlando di come ci si approccia anche ai più giovani, quindi come si permette ai bambini di appassionarsi alla musica, oggi che in realtà i bambini sono investiti da influenze delle più disparate, c'è chi mette il bambino davanti alla TV, quello rimane lì imbottito di cartoni animati
perché è molto facile poi in qualche modo trovare il tempo per fare altre cose. In realtà è giusto stimolare i bambini nel giusto modo. Come lavorate voi a scuola? Ma guarda, io personalmente cioè, mi reputo abbastanza fortunato, nel senso che chi vuole suonare la batteria ha sempre degli stimoli positivi, non so se è fortuna o vocazione. E praticamente, secondo me, il compito principale di un insegnante è cercare di far intanto innamorare della musica bella, della musica importante, cioè della musica che mi viene da dire... No, apro una parentesi, però in realtà la musica bella, tra virgolette, da adulti siamo noi a determinarla in base a quello che abbiamo recepito. Invece il bambino che ha un orecchio più vergine, in realtà può definire bello qualcosa che per noi può non arrivare però bello. certa musica è bella per chiunque. Cioè la musica dei Beatles è bella per chiunque. La musica... Io sono perfettamente d'accordo. Cioè, ma quelli sono una porta aperta. Sì, cioè ci sono alcune musiche. La musica di Mozart è bella per tutti. Beethoven è bello per tutti. Alcuni brani entrano. Quindi parliamo di oggettività. Oggettività funziona. Gli AC/DC piacciono ai bambini, piacciono a tutti. E quella è musica che arriva diretta. La musica John Zorn piace a tutti? Piace a tutti, capito? un po' meno, però E lui inizia con Edgar Varese in realtà. Vabbè, voi ascoltatevi O di John Zorn, ascoltatevi Little Bit, il brano, e poi ne riparliamo. Se siete in macchina però fermatevi ai semafori, che magari vi potrebbe eccitare un po' troppo. Quindi sì, io li coinvolgo in questa maniera. I primi brani che io faccio suonare ai miei allievi sono i brani dei Beatles. Sono davvero? Sì, Faccio l'esempio di un brano. Bloody Oblada, We Can Work It Out, altri brani. Ma lì c'è un cambio di tempo interessante. Life is very short and there's no time. E poi c'è un 3/4. For fighting, my friend. Lo fanno. E glielo spieghi anche? Certo. Vedi. Ma questa musica, ripeto, arriva oggettivamente, quindi hai capito, se tu riesci a raccontargli anche il cambio di una struttura, per esempio ritmica, glielo spieghi attraverso i Beatles, questo è molto bello. Sì, si parte da un anche, terreno fertile. In realtà, per esempio, soprattutto in quel caso, i Beatles vogliono dirti qualcosa, te lo dicono cambiando il tempo, e quindi le parole le concentrano proprio in quel cambio di tempo, ed è l'importanza dei Beatles che hanno fatto questo tipo di lavoro e tanti altri però ed è bello, mi piace molto questo aspetto. Sì, ma quindi cioè, ripeto, se tu utilizzi la musica universale, mi viene da dire, funziona per chiunque, quindi si risolve così il dilemma. Bene, abbiamo ascoltato un pezzo del documentario di Luca De Riu, Vi spiego la musica. Nel frattempo avevamo Mario alle spalle che oggi ci parlerà di anatomia. Quindi, no, in realtà anche tu, essendo molto impegnato, Mario, come fai a conciliare tutti i tuoi impegni con la musica? Perché fai anche degli orari abbastanza impegnativi. Sì. Tra l'altro ci tengo a salutare Franca Rita Porcu. Sì, che certo, è stata tra le prime a parlarmi del vostro progetto. Ciao Franca Rita. Il nostro incontro lo dobbiamo avviene a lei, che è stato il trait d'union. Esatto, si dice così, io non ho studiato. Assolutamente. Ciao Franca Rita, nonché comare Franca Rita. Davvero? Anche mia comare, cugina. Cavolo, qui Ciao, io sto Franca cercando Rita. di unire i puntini, Franca Rita, ma ogni volta che questi due parlano scopro cose sempre che li unisce. È difficile. Quindi è molto interessante, siamo però un po' il entropici. discorso. Come direi a Gavino Murgia, spettacolare! Ciao Franca. Ciao. Come riesci a conciliare la professione di medico con quella di musicista e soprattutto la chitarra? Te la porti in studio oppure la notte quando Alcuni torni lo a- fanno, Sì. alcuni lo fanno. No, io ho chiesto a te. Sì. Esatto. Io non lo posso fare. Gli altri. Esatto. Già deresponsabilizzando. No, ancora non l'ho fatto, non sono ancora arrivato a questo grado di
No? pazzia, però. Cosa fai però? Ti capita poi di tornare magari stanco o morto? Sì, capita. Se non fosse suoni che la comunque. musica in realtà mi ricarica, ecco, mi ridà energie, non è come dire, un'attività che mi depaupera di risorse, anzi, me ne dà tante. Ecco, poi, anche perché poi effettivamente è una cosa completamente diversa, no? Diciamo, sul piano pratico perlomeno. Per cui, sai, mi permette di ricaricarmi, insomma, di riottenere un po' di respiro, ecco. E quindi ritorno al lavoro con un'altra carico, sì. Ha questo effetto, sì. Sarebbe Un una effetto- sorta di guaranà, Esatto, però sì, senza, sì. senza prendere il guaranà. Esatto. E poi il guaranà è veramente efficace, oppure è un effetto placebo? No, può essere efficace, dipende da come lo si assume, ecco. Ok, Davide Pirò da Ascolci, Tarantula Rubra ci scrive: grandi ragazzi, un abbraccio e un abbraccio Carlo. anche a te. Sapete chi è lui? Io non lo svelo perché c'è questo pseudonimo, però Sì, in qualche modo lui passeggia per Seui. Quindi- Sì, sì, è vero. Sì, eccolo. Ciao. Poi, nel caso rivelati tu, noi non ti riveliamo adesso perché mi ricordo. rispettiamo il tuo Tarantula. Sì, certo. Però è legato a Seui. Sì, ci ha dato una grossa mano. Sì, esatto, assolutamente. Infatti. È andata anche Bellissima molto bene. esperienza. Sì, bellissima Com- esperienza. Com'è stato Seui in musica? Arrivarci è stato un po' traumatico un per po' me, difficile. perché Sì, beh, qualche la strada- curva, però il posto è meraviglioso sicuramente. Ci ha risposto con delle risate. Ok. Però in realtà si stanno dando un grande affare, Sì. tutta l'organizzazione. Sì, un gruppo di ragazzi molto. Anche il paese ha molto risposto attivi. molto bene. Il paese risponde bene. Hanno diffuso il festival in tutto il paese. Sì. Quando siamo arrivati, Sì, con molta difficoltà, come stava dicendo Mario, siamo arrivati e abbiamo visto già subito c'erano dei quadri, delle raffigurazioni Sì. di musicisti di jazz in tutto, in tutto il paese. in tutto il paese. Quindi Bellissimo. già ti fa entrare nel clima Sì, in quel clima, festival, quindi con un'idea molto, molto carina. Poi sta sempre crescendo, insomma. Speriamo di ritornarci e colgo l'occasione a tutti i festival insomma, di farci Tutti quelli che avranno Noi ci siamo. noi di ci siamo guardarci. e poi insomma magari avremo anche delle sorprese per delle collaborazioni che non diremo, ma se insomma verremo contattati mostreremo le nostre armi, insomma, Sì. per quanto riguarda collaborazioni interessanti di livello, insomma, Sì. quindi C'è qualcosa che vuole in pentola. A insomma. proposito qualcosa che bolle in pentola. di Seui, ci saluta anche Antonio Loi da Usassai che ci segue. Scrive: Simo, sei un signore. Vabbè, ma ho la maglietta di Superman. Sono Superman oggi. Sei Superman. Non ho il cravati, grazie però, lo apprezzo veramente tanto. Lui è di Usassai. Io sono andato a trovare da poco appunto degli amici a Usassai. Sono passato per Seui. Diciamo che per quelle strade devi essere allenato. Sì. però insomma vieni ripagato quando Sì, arrivi quando là, arrivi. arrivi là Sono e- paesaggi ovviamente Sì. che ripagano abbondantemente. Sì, già il posto è bello, cioè il paese è insomma bella gente, è un bel paese. Poi in effetti poi ci sono dei panorami veramente interessanti, belli, mozzafiato. Diciamo. Vedi, oggi stiamo parlando veramente di tutto. Di tutto. Ci scrive Tarantula, ci vediamo presto e vi aspettiamo naturalmente. Benissimo. Onorati. Già ingaggiato. Ma sono compreso anche io. Sempre. Ce lo portiamo con noi, Simone. Mi portano come mascotte quest'anno. Quindi tutti quelli che ci stanno ascoltando, però insomma, prima di salutarci perché il tempo stringe, ahimè, poi quando iniziamo a parlare, quando Sì, ci no, divertiamo, si perde totalmente perdiamo, la esatto, cognizione la cognizione del sì, tempo. sì. Però tra poco dobbiamo andare a chiudere. Prima di andare a chiudere vi faccio questa domanda che ritengo molto importante, però l'elemento di Fabrizio Fogagnolo che arriva, cioè essendo un elemento che tra l'altro si sposa molto bene al tuo lavoro nella sezione ritmica e inevitabilmente anche la chitarra Assolutamente, va assolutamente. a intessere, Sì, sì. cioè diciamo va a cucire anche il rapporto tra batteria e contrabbasso, però lui non essendo sardo in che modo si è relazionato a voi, in che modo ha portato le sue diciamo la sua visione di musica, che cosa è stato per voi l'incontro con Fabrizio?
è stato sicuramente un valore aggiunto, perché Fabrizio, tra l'altro, viene anche lui più o meno dal nostro bagaglio culturale musicale, per cui non è stato difficile ritrovarsi in sintonia. E lui effettivamente ha portato diciamo, la sua personalità, ovviamente in termini positivi, quindi ha arricchito le nostre composizioni con quello che poi è la sua esperienza musicale, la sua sensibilità, ma è stato sicuramente un lavoro di gruppo, insomma, Sì. secondo me che ha portato una buona sintesi. Guarda, come è arrivato a Nuoro, cioè, abbiamo avuto la fortuna di... io l'ho contattato io, proprio adesso ricordo, l'avevo contattato per fare una prova, subito dalle prime note ci siamo accorti che ce n'era visto a Calagonone Jazz Festival. Ah, ecco, anche. sì, la prima volta che l'abbiamo adesso visto, non mi ricordo, forse 2 anni prima, sì, col suo progetto, ci era piaciuto molto, ci era quindi ho piaciuto detto, molto. Poi come ho saputo che è Esatto. arrivato a Nuoro, ho provato a contattarlo, lui Sì. molto è rimasto, sì, insomma, è una persona estremamente positiva, estremamente affabile, è venuto subito a provare con noi e in poco tempo siamo riusciti a trovare la direzione giusta. Sì. Lui ha Sì. capito subito l'identità artistica del nostro progetto, l'ha sposata e ci ha dato una mano fondamentale. Infatti non è stato, Fondamentale. effettivamente da questo punto di vista, non è stato difficile il percorso di, insomma, No, di sintesi sì. delle nostre, insomma, delle nostre idee. Della nostra... Sì, la musica è fluita subito, Sì. subito bene, Sì. proprio perché, come stava dicendo lui, abbiamo un background molto, molto simile, Sì. stesse idee musicali, quindi insomma non poteva capitarci di meglio. Esatto, sì, alla fine siamo stati fortunati Sì. da questo punto di vista. Io invece l'ho conosciuto alle Grotte del Bue Marino, subito dopo abbiamo fatto un'intervista sul barcone che ci riportava a Calagonone. Quindi anche io e Fabrizio sicuramente non ci dimenticheremo mai del nostro incontro. Tra l'altro l'intervista la trovate sul portale di Unica Radio. Sì. Scrivete Fabrizio Fogagnolo e trovate l'intervista. D'ora in poi, quando scriverete Sofia, arriverà appunto l'intervista Sofia a prescindere. Poi si arriva al Sofia Trio, vedi, sta subito rimarcando. Però poi, basta la parola chiave, Luca. Esatto, scusa. Poi da lì si arriva, no? Lui difende il nome. Sì, vabbè, c'è mia figlia. È un batteria, Sofia è preciso, cioè, non è che... Trio. Sì. Vi ricordo anche che appunto questi baldi giovani, quindi questi musicisti accompagnati da Fabrizio Fogagnolo, che oggi non c'è, che però vi raggiungerà a breve, li potete andare ad ascoltare questa sera al Vinvoglio, quindi insomma il Vinvoglio a Jazz Club a Cagliari, Cagliari, nel quartiere Castello. Prenotate se possibile. meglio prenotare perché vi mettiamo anche sulla descrizione di questo video il collegamento, tagghiamo il locale su Facebook, quindi attraverso il profilo Facebook potrete poi informarvi meglio sulla data di questa sera. Io li ringrazio Luca De Riu per essere venuto qui a trovarci, Mario Meloni, grande piacere averti finalmente incontrato, ti continuerò a telefonare. Assolutamente. Ma io adesso ormai è nato. me l'aspetto, una chiamata la pretendo. Quindi continueremo a sentirci, a riguardarci qualche volta anche attraverso questo video, e perché no, quando tornate qui sapete che insomma potete venire a trovarci a parlarvi dei vostri progetti. Direi, prima di salutarci però, questa volta siete voi a scegliere il brano che ci accompagna alla chiusura di questa intervista. Cosa diciamo? Allora, Vi do un attimo, allora io nel frattempo li metto così, loro si mettono d'accordo, guardateli, eccoli. Vediamo se mi hanno ascoltato quando... Perché è l'ora di chiudere. Lo clock, Sì. perché è l'ora di chiudere. Clock! Dai, andiamo mi sembrava coerente. ad ascoltare Esatto, Clock perché stiamo chiudendo. Ciao a tutti quelli che ci hanno diciamo, accompagnati in questa diretta, quelli che ci riguarderanno, quindi chi ripartirà potete scrivere, commentare, prendere spunto dai tanti argomenti, dalle tante cose di cui abbiamo parlato. Potete anche correggerci qualora avessimo sbagliato qualcosa, perché noi lo accettiamo. Salutiamo Assolutamente sì. veramente tutto il popolo
popolo di Facebook, da insomma qualunque parte ci guarderà. Ci salutiamo proprio con Clock, che è però la traccia numero 3 di questo disco, Sofia Trio. Io ormai ce l'ho registrato così perché io... Buon ascolto a tutti, lo trovate stasera al Binvoglio, Certo, il disco. Stasera riproporremo tutti i brani ovviamente del disco. Spettacolare, E il disco anche. spettacolare. Spettacolare. Ciao a tutti, ciao. Ciao.